Prima di tutto c'è un ricevitore che chiamiamo gateway, che è collegato alla rete internet, che è posizionato in un luogo elevato, ovviamente distante da ostacoli fisici possibilmente, e poi ci sono gli end node, che sono dei sensori che vengono sparsi sul territorio. In agricoltura il concetto di rete è sempre stato fondamentale. Cooperare, oggi come ieri, non significa soltanto condividere macchinari o attrezzi, ma anche unire le forze per affrontare anche gli impegni contingenti alla continua stagionalità delle colture. Oggi più che mai fare rete in agricoltura significa però anche adottare tutte quelle tecnologie che aiutano ad avere uno sguardo condiviso sulla realtà nella quale si sta operando, proteggendo l'ambiente e facilitando il lavoro nei campi. Una di quelle più promettenti è senza dubbio la rete LoRa, che sfruttando la banda di frequenze libera sugli 868 MHz permette a piccoli sensori sparsi nel terreno di comunicare tra loro su lunghe distanze a bassissimo costo e con pochissima manutenzione. Questa è una rete gratuita e l'altro punto di forza importante è che in molte zone ancora comunque c'è una scarsa copertura GSM, quindi se ad esempio siamo in un bosco, anche su un alpeggio, dotandosi di un gateway, si può andare a monitorare un'area completamente remota. Agroid, innovativa azienda operante nel Levante Ligure, si occupa di sviluppare sia la rete che la sensoristica da fornire alle aziende. La comunicazione a lungo raggio, LoRa sta appunto per long range, consente agli agricoltori di sapere esattamente quando una pianta ha sete o se è sotto l'attacco di un parassita e agire di conseguenza a distanza, evitando sprechi d'acqua o riducendo l'uso di pesticidi. Fondamentale è la lettura e la raccolta dei dati che, messi a sistema attraverso un gestionale, permettono di capire quali azioni sono necessarie per la cura della propria produzione agricola. L'agricoltore può leggere le informazioni e programmare l'attuazione degli impianti e soprattutto può ricevere gli alert. Le tipologie di sensori già sviluppati sono diversi, da quelli per monitorare le condizioni del terreno, umidità, temperatura, conducibilità elettrica per misurare i livelli di nutrienti, fino a quelli ambientali, igrometri, pluviometri e anemometri, passando per quelli che controllano i livelli di serbatoi o vasche o il posizionamento del bestiame. In fase di test anche sensori che controllano le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Stiamo sviluppando un applicativo per la sicurezza del personale per l'azienda agricola, ad esempio un dipendente cade oppure deve chiedere i soccorsi in una zona remota, può appunto attivare questo dispositivo, oppure il dispositivo rileva la caduta e si attiva automaticamente e soprattutto geolocalizza la persona.